posso dire il tuo nome d'arte? Vieni qua in piedi, alzati in piedi e leggi l'ultima riga. Ma se no, vedete un po', a quale coincide alzi la mano. Sentite. Yeah, it's a bit hard, but in the case, you just need to read it. Allora, vieni qua. Sentite bene. Ella camminava spedita con i suoi occhi belli. Confermi? Con i suoi Occhi belli. Ella camminava spedita. Ma non è quella che No, deve leggere, no, è l'altra parte. No! Ignazio! Aspetta. Ignazio! Ignazio! camminava. È l'altra parte, perché sennò il seguente ce l'ha lui stesso in mano, no? Ah, è vero, sì, sì. Aspetta, io mi precetto qua, che leggo io per lui. Allora, ascoltate bene, qual è il conseguente? Quindi a voi ce l'avrete in testa alla pagina. Ok. Allora, uno sparo isolato nella notte a qualcosa di stranamente definitivo e fatale. Pare che qualcuno ci abbia gri... Cosa c'è? Come non c'è? Sonia! Fai vedere, Sonia! Fai vedere! Pare che qualcuno ci abbia gridato un messaggio! Sonia! Brava Sonia! Brava! Adesso leggiamo... Prendi, questo qui tienilo, Leggiamo il finale di Sonia. Ascoltate, Per il suo temperamento esuberante e carico... No, questo è come... Sono io poi. Exactly. 2 erano ancora là, feriti gravemente o morti. Belknap finì il racconto con... Belknap. Con? Chi è? Chi è? Allora è la pagina 84. Chi ha la pagina 85? Io 85. Brava, lei l'aveva detto però. Perché? Ma perché non? Ma perché questo? Vincevi? Perché ti sei intimidita? Un lupo a una testa contro il continente africano e tutte le sue vicende. Bravissima, un applauso. Brava Sara! Sara. È vero, anche l'altra volta eri la moglie di mamma. Ok, dai, ci siamo, tenetevi per la prossima settimana e tornate. Adesso cominciamo il concerto. Comunque sul programma di sala potete seguire tutto. Allora, noi ancora non li vedete, immaginate che ci sia un velo pietoso. Non ci vedo. Aspetta, facciamogli la... Fate finta di non averli visti. E spegniamo la luce! Aspetta, devo passare lì. Avete paura del buio? You have a fear of the black. Grazie. Yes, you don't have fear. Adesso subito. It's okay. Tienilo qua, tienilo qua. E ora? Allora, questo fa parte dello spettacolo che ho fatto ieri. Intanto vi faccio un'anteprima. Lo spettacolo che ho fatto ieri su Peppino Impastato, c'erano i cantastorie che raccontavano le storie, dice: accudite, accudite, signori e signori, ragazzi e ragazzi, bambine e bambine, bamboni e bambocci. Le cose belle e importanti da piccole è ad apprezzarle quando si è appena germogliati e possiamo nutrire degli ideali che ci servono per creare una bella educazione. Vi parlo della storia di Peppino. Urlando al mafioso, Peppino è furioso, le gesta dell'eroe Peppino, la sua ironia, le audaci imprese io canto, che fu al tempo che regnò lontano a Cinisi, Terrasini e nel Permitano. E il nostro eroe sbeffeggia da radio auto e da pazza, attano badalamenti e tutta la ferazza.
Il padrino non è affatto spiritoso e attenta alla vita del nostro eroe orgoglioso. Carabinieri e polizia in quel lontano maggio comincia l'opera infame del grande depistaggio. Mamma Felicia, gli amici e chi lo amato forniscono le prove del crimine perpetrato e dopo alcuni anni la verità ha trionfato. All'ergastolo Tano è stato condannato e con questo possiamo cominciare. Grazie. Allora, state seduti comodi. Le vie di uscita sono là. Grazie per essere venuti. Love you. Apro il sipario, sorpresa. Sorpresa. Arpeggio. Signori, buon divertimento! In ogni libro c'è un sogno letto nella notte buia, 1000 storie sopra i fogli dentro un labirinto arcano. Sono pagine finite, ogni vita qui rinasce. Cerco il senso, cerco il mondo della biblioteca persa. Nelle stanze buie io mi perdo tra parole che solcano il tempo. Cerco l'inizio in questo universo per trovare il mio posto nel testo. Le pareti, tutte le pareti, ricoperte di pensieri, i racconti dell'umanità, trappolati in frasi eterne. Nelle stanze buie io mi perdo tra parole che solcano il tempo. Cerco un inizio in questo universo per trovare il mio posto nel testo. Nelle stanze buie io mi perdo tra parole che solcano il tempo. Cerco un inizio in questo universo per trovare il mio posto nel testo. Ciao, benvenuti, grazie. Questa è un pezzo nuovo sul titolo La biblioteca di Babele. E adesso iniziamo a farvi ascoltare un paio di brani che io ho denominato, grazie forse al suggerimento di qualcuno di loro, la trilogia dei colori. Mi sono reso conto di aver scritto tutti i brani con titoli di colori, forse c'entra Giovanni là dietro alle luci, che la volta scorsa mi disse hai almeno 2 o 3 brani che parlano di colori. Quindi adesso andremo a sentire oltre l'azzurro, profondo blu e viola. Quindi partiamo dall'azzurro e andiamo verso il viola. La prima è oltre l'azzurro, come glielo posso dire senza farli ridere? Io sono stato 3 volte in carcere, ma personale, esattamente al carcere di Alghero, che è qua un paio di vie qua dietro. Quindi oltre l'azzurro lo dedichiamo a Gavin, no, non ci sta, no. Oltre l'azzurro lo dedichiamo ai ragazzi che sono là dietro nel carcere. Sempre quelle, io sono chiuso qua dentro e non credo di contare più niente. Durante l'ora d'aria io non esco per non sentirmi solo, e chiuso nella mia cella io ti prego, fammi prendere
all'improvviso il sogno mio finisce e ritorno in questa lurida cella. È vero, ho sbagliato, ma mai fu lieve la mia pena. Ho dipinto il mio soffitto, l'ho dipinto d'azzurro. Ed io, durante l'ora d'aria, io lo fisso e Dio ti prego, fammi prendere il follower. I miei occhi vogliono vederti dall'alto, frammenti di uno specchio rotto che riflette il sole. Portami oltre l'azzurro, i miei occhi vogliono vederti dall'alto, frammenti di uno specchio rotto che riflette il sole. Adesso portami dove l'azzurro è finito, dove i miei occhi sono cumuli di ghiaccio, e ancora più su dei miei pensieri neri, e ancora più su Grazie. Andiamo avanti, saliamo su una montagna e ci godiamo il mare, perché sapete che in Sardegna... Anna, perché tradurre per i nostri amici inglesi? Sì. Ok. Così In Sardegna... in Sardegna? In Sardegna, dove vai, vedi quasi sempre il mare. Cioè qualsiasi You posto can tu see vai... everywhere the sea. It's everywhere. Quindi... It's an island. Quindi noi adesso saliamo su una montagna, secondo me sta traducendo tipo you are cretino, C'è un'isola. quindi saliamo su una montagna e guardiamo il profondo blu dall'alto. Okay, so now we are over a mountain and we are seeing the sea from above. Ok. Guardo le barche passare come puntini lontani a galleggiare nel buio. Sono piccole stelle
all'orizzonte in un profondo blu. Da qui si va al mare e questo temporale fonde l'orizzonte in un profondo blu. Da qui si va al cielo e questo amore in me fonde l'orizzonte in un profondo blu. Grazie. Giuseppe canto al basso. Vi presento uno ad uno. Tutti insieme viene male perché lo spazio è troppo grande, non riesco a individuarli. Cosa dici tu? Ignazio? Bellissimo. Bellissimo. Ci sono le ballerine che adesso escono, eh? Ma sì, no, ma aspetta. Aspettiamo dopo, The No, Dancer, perché è un pezzo più allegro. Questa chiude la trilogia dei colori ed è viola. Allora, Viola è un brano serio, tratta di un problema molto grave, che è quello sulla violenza di genere. Anna, tu vuoi tradurre? I sogni... Va bene, ok. It's called Purple. Questa è Viola. Mi chiamo Viola, come il fiore del pensiero. Mi chiamo Viola, come i lividi che ho sul corpo. Sono sbagliata, un po' distratta, a volte penso di essere sbagliata. Mi chiamo Viola, ho chiuso i sogni in un cassetto. Mi chiamo Viola, il mio cuore è andato in pezzi, sono sbadata, rassegnata, a volte penso di essere sbagliata. In fondo lui mi ama ancora, dentro di me so che cambierà, o forse non mi ha amata mai. Mi chiamo Viola, come il suono della malinconia, come questo amore perverso, come petali dispersi nel vento. La la la, la la la.
Jacopo Sale al cacao. Fai una solo di capone. Detto anche comodino, ovviamente. Se volete potete ballare con le falangi, Allora adesso vi proponiamo un brano un po' più allegro, perché al No Teatri noi stiamo sempre bene, quindi questo lo dedichiamo a Ignazio, al suo spettacolare teatrino fantastico, il più piccolo del mondo e il più bello del mondo. Un applauso. E sei orgoglioso, perché le dimensioni non contano. Leggero come il vento, passeggio in riva al mare, e mi scappa da ridere e non so il perché, ma un motivo troverò, cercherò, perché sto bene così, ma lasciatemi qui a tentare la primavera, e sto bene così, non mi spostate da lì, altrimenti mi fate ombra. Siamo cervelli in una vasca, collegato a un macchinario. Tutto quello che viviamo non è reale, ma un motivo troverò, cercherò, perché sto bene così, ma lasciatemi qui ad entrare nella primavera, e sto bene così, non vi spostate da lì, altrimenti mi fate ombra. E se tutto questo non fosse reale, E se tutto questo fosse reale, per favore non mi svegliare, perché sto bene così, e sto bene così, lasciatemi qui andare nella primavera, sto bene così, non mi spostate da lì, altrimenti mi fate ombra, e sto bene. Grazie, Anna Casu ha un sintetizzatore all'armonica. Che strano, avete lo stesso cognome! È cozzata. Allora adesso, visto che abbiamo... No, non ci sta. Va bene, comunque Anna, adesso per farmi riposare... we have two songs in English, obviously two covers because my dad is Italian. The first one is Gangsta's Paradise. I think I look at my life and realize I'm mad cause I've been messing around with so bad. If you're normal things on my mind, but I get across some man that even everything. Bring me to that like a punk, you know that's a girl. You better watch out for and when you're walking. Are you on your face, baby, I really am a great fighter, but I'm old. I think when I see myself in a people's home, I'm the
Feeling like I feel my mind. Hold my pen in my hand and I keep in my mind. I'm a rocked out, get that set to my bang. And my heart is dancing all night. It's my anger moving the bed. Not about a half way I'm thinking life or die. No, I can't sing. I'm 23 now, I really haven't seen 20 for the way. It's all I gotta know. Tell me why. It's like a monster lies in me. It's a paradise. It's like a monster lies in me. It's a paradise. It's like a monster lies in me. It's a paradise. It's like a monster lies in me. It's a paradise. Power in the mind. You got me over after hour. Everybody's running, but I'm going on in the kitchen now. Yeah, but I learned I don't like it. And I understand it. How can it reach me? I guess it can. I guess it won't. I guess it won't. That's why I know my life is not a life to been spending most of my life singing. There's lies, paradise. Been spending most of my life singing. There's lies, paradise. Been spending most of my life singing. There's lies, paradise. Been spending most of my life singing. There's lies, paradise. Grazie Anna, guardi non c'è la lista la chitarra. Bravo! Giovanni, Presente! non mi togliere la luce perché non ci vedo una mazza. Ah, non sono io che faccio Ma danno. non me la... Perdonami, Ma questo giro mi è andata bene, grazie. No, voglio la caramella. Chi vuole le caramelle? Grande Mauri. Puoi Allora. farci un po' di rap e puoi fare qualcosa di musica un po'... Dai, grazie mille. Adesso poi facciamo brani miei. Allora, questa si intitola Sei un eroe ed è dedicata al mio babbo che è sempre seduto in prima fila da 30 anni a questa parte. Eccolo lì. Li ho visti quasi tutti. Poverino di lei. Coltivare la passione, che andare sempre avanti è l'unica opzione. E abbiamo visto tutti come siete stati, tu non ti arrendi mai, perché sono un eroe di tutti i giorni, perché sono senza luce davanti. Perché il tuo potere non si può comprare e l'autorevolezza te la devi guadagnare. Perché solo non hai bisogno di parlare. E se la tua amici quanta vita hai percorso, quante cadute, ma quante risalite. Abbiamo visto tutti cose costruite. Goditi la vita, perché sono un eroe tutti i giorni,
si può comprare, e l'autorevolezza te la devi guadagnare, perché suonerò, non hai bisogno di parlare. È arrivata la pianura, ora puoi passeggiare e farti le risate su questa mia canzone, ma devi avere pazienza, lo sai come son fatto, ora versami da bere, perché suonerò un eroe di tutti i giorni, perché suonerò senza luci né mantelli, perché il tuo potere non si può comprare e l'autorevolezza te la devi guadagnare, perché suonerò, non hai bisogno di parlare. Perché il tuo potere non si può comprare e l'autorevolezza te la devi guadagnare, perché suonerò, non hai bisogno di parlare. Mio padre mi ha insegnato a coltivare la passione, che andare sempre avanti è l'unica opzione. Grazie. Già me lo stavo risaltando, ve l'avevo già detto, ve l'avevo già detto. E anche i suoni, se sentite bene, e grazie a Gavino, se sentite male potete andare in ospedale da mia moglie che fa l'audiometrista e le dedichiamo questo brano adesso. Non voglio passare per il culo. Dai. Ignazio è incozzato! Mi dai un La maggiore con la... Non so, deve essere caduto lì, La maggiore. Siete un po' d'aria di più, Ho fatto un sogno strano, il mondo crollava. Dove siamo stati, con chi siamo stati, cosa abbiamo fatto, con chi abbiamo parlato, cosa abbiamo detto, cosa abbiamo bevuto, dove siamo stati in questo tempo noi, voi, uniti da un filo, nessuno potrà spezzare mai, uniti da un filo, nessuno potrà spezzare mai. E versato le tue lacrime per una discussione inutile. Dove siamo stati, come siamo stati, cosa abbiamo fatto, che abbiamo parlato, cosa abbiamo detto, cosa abbiamo bevuto, dove siamo stati in questo tempo noi, voi, noi. Spezzare mai
questo brano qui è scritto a mezza pari con il mio amico Pierpaolo che gli fra il pubblico. Si intitola Il male non è sempre male e il testo è di Pierpaolo. Ha scritto questo testo per esorcizzare un qualcosa e alla fine dice: Paoli, ma lo sai che non tutti i mali vengono per nuocere, giusto Pierpaolo? Un po' è la somma di questo per farci anche... ma state chiacchierando voi, io sto parlando ragazzi, sto spiegando delle cose qua, è neanche una cosa seria. E nonostante l'uccello fra l'altro. This song is written by my dad and Pierpaolo. That is there. Il testo di Pierpaolo e la musica di Maurizio. Registrato da Gavino fra l'altro e arrangiato da Gavino. Arranged by Gavin, dico. Vabbè, comunque. Chi è che prende in braccio qualcuno? C'è del pubblico, qualcuno vuole prendere in braccio una persona? Aspetta, perché ho delle sedie là dietro. Violento al mio destino. Se sono vivo e questo è il mio mattino, è un'occasione, un'opportunità, ma un'altra ancora non ci sarà. Si grado creatore
se non ti cambiare strada, ma il male non è poi così male, anche se è un salto mortale, si può sopportare anche il dolore, se restituisce alla vita tutto il suo colore. Male non è sempre male, solo se non ti cambiare strada, ma il male non è poi così male, anche se è un salto mortale, grazie Pierpaolo. Paolo, alzati in piedi. Alzati in piedi Pierpaolo, con cui fra l'altro abbiamo suonato tanti anni in un gruppo punk, quindi quando stasera ha detto Pierpa devi cantare questa canzone, ma lui se non è punk non li canta. Allora il prossimo brano L'avete scritta a quattro mani, vero? sì. Che scrivete con la destra e con la sinistra. Sì, esatto, lui è mancino, io sono destro. Fenomeni, ragazzi, fenomeni. Allora, il prossimo brano, non so se dedicarlo a Gavino, però il problema è che si intitola Anna, quindi cioè dedicarlo a Gavino potrebbe... Allora dedichiamo ad Anna! Ci sono altre Anne? Qualche Anna c'è? No? Allora, questa qui l'ho scritta quando Anna era piccola, quindi la canzone parla di un'Anna piccola. Sono sempre uguale. Però è sempre uguale, è rimasta piccola come i cagnolini quelli quando li prendi ti dicono che rimangono piccoli, no? Quindi vabbè. Comunque penso di aver rubato gli accordi a qualche canzone famosa per farlo, perché non dite niente. Anna che si legge al contrario, Anna che cresce il giorno di più, con i tuoi sogni ci faremo una casa di 100 piani, forse più. Anna ferma al centro della via, con occhi grandi, guarda lassù, e forse è vero che c'è una bambina come te, che ci guarda a testa in giù dalla luna, o su per giù. Anna che volteggi fra i pensieri, o sulle rive della fantasia, con i tuoi sogni ci faremo un'astronave che ci porti via da qui. Anna ferma al centro della via, con occhi grandi, guarda lassù, e forse è vero che c'è una bambina come te, e che ci guarda che sta giù dalla luna, o su per giù, e sì è vero che c'è una bambina come te, e che ci guarda che sta giù dalla luna, o su per giù.
Sì, è vero che c'è una bambina come te, che ci guarda che sei giù dalla luna, o su per giù. E sì, è vero che c'è una bambina come te, e che ci guarda che sei giù dalla luna, o su per giù. Grazie, questo era per Anna. E adesso ne dedichiamo una anche a mamma, perché lei ha 30 anni. Mamma. E mamma è qua. Stand up. Mamma. Alzati in piedi. Questa canzone l'ho scritta nel 2005. Te la devi ballare, mamma, con i miei Potete ballare se volete. Il lobo dell'orecchio può ballare. Di qua si può ballare. Ok, voi siete pronti? Sì, proprio. Noi ci stiamo accordando. Voi siete pronti? Anche io mi sto accordando. Bravi, fate tempo, un po'. Virtuosismo, attenzione. La mia canzone più bella, certamente non è questa qua. La canzone più bella la scriverò tanti anni di là. E quando sarò vecchio io avrò vissuto la vita quasi per intero. Sederò sull'orlo e rimarrò a guardare come andrà a finire questa vita qua. Sederò sull'orlo e rimarrò ad ascoltare i bambini che mi racconteranno come andrà a finire. La mia canzone più bella, certamente non è questa qua. La mia canzone più bella
Grazie carini, grazie care. Allora dedichiamone una al mio amico Roberto qua davanti, che anche lui, allora se Roberto alzati in piedi, per forza ti tocca. Allora se io dovessi perdere qualche cosa di tutto quello che ho fatto nell'arco di 30 anni di musica, Roberto ce l'ha. Roberto ha tutto, Roberto ha anche i demo che io non ho persi, lui c'ha tutto, lui ha tutto. Oramai mi sono preso il vizio, ad esempio quando abbiamo fatto un live d'estate e abbiamo registrato le prove, io le prove le mando a Roberto e poi le butto via, le registrazioni, intanto le tiene lui. Quindi il mio biografo musicale è Roberto, eccolo qua. E gli dedichiamo questa canzone che speriamo che ti piaccia, Roberto. Per la canzone più brutta che c'ho, te la sto dentro, perché da questo capirai che proprio... Pensa quanto è di merda questa! Pensa quanto è di merda! Prendi un disco e fallo girare, al contrario. C'è crisi e la primavera tarda ad arrivare, d'estate ci lamenteremo che la sabbia era verde. A me piace la pioggia, la notte, la luce, la zanzara e fanno girare. Io vivo così con la testa per aria e i piedi per terra, come al contrario. E al contrario, io vivo così con la testa per aria e i piedi per terra, ma al contrario, e al contrario. Prendi un disco e fallo girare. Come? C'è crisi e la primavera tarda ad arrivare, L'estate ci lamenteremo, Gigetto, che la birra è calda. Quello mai, quello mai. A me piace la pioggia, la notte, la luna, le zanzare. Io vivo così con la testa per aria e i piedi per terra, al contrario, e al contrario. Io vivo così con la testa per aria e i piedi per terra, al contrario, al contrario. Prendi un disco e fallo girare. Come? Al contrario. C'è crisi e la primavera tarda ad arrivare, d'estate ci lamenteremo che ad Alghero non c'è mai niente da fare, ma non è vero, perché ad esempio non siamo più d'estate, siamo all'autunno, ma lotteatrici sono Maurizio Casu e la Casu Band, ragazzi, un applauso! E a me piace la pioggia, la notte, la luna, e odio le zanzare, Io vivo così con la testa per aria e i piedi per terra, al contrario, e al contrario. Io vivo così con la testa per aria e i piedi per terra.
Allora siamo in finitura d'arrivo, in finitura, addirittura. E vabbè, la finitura perché cioè, io lavoro in una ferramenta e quindi mi passano gli ordini, c'è la finitura, no, per dare. Quindi grazie. E a lui per i suoni. Ringrazio la CRAI per avermi regalato la CRAI di Alghero per mi sponsor. Questo brano lo dedichiamo a Babbo Sale. Dov'è Babbo Sale? Io non mi ricordo dove c'è le luci. Lì, di là, Babbo Sale, a cui piace molto questa canzone. Ma per caso la canzone della fattoria? Però abbiamo bisogno del vostro aiuto, cari amici, aiuto da casa. Gigetto, dai il via del telefono. Devo tradurre? Sì, traduco. Allora, noi We need your help. When we say in questa fattoria tutti gli animali, cioè, you say sì ma qualcuno di più. ok, allora. E in italiano per gli italiani. Io dirò questo. In questa fattoria tutti gli animali. E voi dovete dire sì, ma qualcuno di più. Ecco, tutti gli animali sono uguali e voi dite sì, ma qualcuno di più. Preparatissimi, un pubblico preparatissimo. Jacopo, dacci le danze. Questa fattoria tutti gli animali, sì, ma qualcuno di più. Tutti gli animali sono uguali, sì, ma qualcuno di più. The big brother is watching you. Produce Male come le api producono il miele. fratello, non temere che corre il mio dovere. Alcuni fallimenti sono migliori di altri. Io sono vivo, Voi siete morti, io sono vivo. voi siete morti. In questa fattoria tutti gli animali, sì, ma qualcuno di più. Tutti gli animali sono uguali, sì, ma qualcuno di più. The Big Brother He's watching you. Pensiamo di sopra per un riposo di mezza giornata. Non succede mai niente di male. Noi portiamo il fuoco. Io sono vivo, Voi siete morti, io sono vivo. voi siete morti. Questa fattoria tutti gli animali, sì, ma qualcuno di più. Tutti gli animali sono uguali, sì, ma qualcuno di più. The Big Brother is watching you. Nel giardino dei sentieri che si biforcano ho incontrato diverse versioni di me. Nel giardino dei sentieri che si biforcano ho incontrato diverse versioni di me. Diverse versioni di me. Diverse versioni di me. Qua al mio fianco Diverse versioni. c'è Anna Casu. Qua all'altro al mio fianco,
avete capito che non so qual è la destra e qual è la sinistra, no? Quindi a questo mio fianco c'è Camillo Saris! Questo ragazzo qua ha solo 20 anni e suona da Dio! Siamo di questo qua c'ha solo 20 anni ed è un idolo del punk rock hardcore italiano sardo. Se voi comprate la rivista Rumore, sui primi 100 album fondamentali del punk rock italiano ci sono i PSA e il bassista è Gigetto. Qua davanti a noi c'è il pubblico più bello di sempre, mia Marchetta, che adesso farà l'ultimo coro con noi e poi ci chiederà il bis, secondo me. In questa fattoria tutti gli animali, uno di più, tutti gli animali sono uguali, ma qualcuno di più. The big brother is watching you. E adesso ci alziamo, ce ne andiamo e voi dovete dire fuori. You want another one? Otra! No, ce ne stiamo andando. Come sei? Come sei? Bis! Fuori! Fuori! Fuori una canzone! Allora fate finta che siamo riusciti fuori, un applauso. Allora come bis facciamo cantare Anna? This song is for Dan and Mary. Oh, John Mary from Michigan! Thank you very much. Dan Mary coming here in Agero this night, and tomorrow morning go out to Michigan. He's coming here to see the concert, only for this. This night the same as coming yesterday. Thanks for coming. Yeah, for 1 day, only for 1 day for Maurizio Calcio. Cercatemi sui social. Cheese! Morris Cheese! Morris Cheese, the name is. Guardate il programma di Sala, nel
Maurizio Casu, Enrico Seraris, Anna Casu, Diego Gonzalez e Giuseppe Carta. Maurizio Casu Band, tributo alla sua band. Tributo a Maurizio Casu. Tributo a Maurizio Casu. Accendi il lampadario che così